Eccomi qua, nuovo videuzzo con la nuova visuale. Allora, sono riuscita a cambiare il colore. Ho preso il noce scuro, che è più rossastro, vedete? Questo è quello precedente, perché c'è il noce antico che è proprio marrone scuro, ma scuro scuro, e il colore prima è il noce scuro che è vira al rosso. Spero che sia giusto. Spero, comunque me l'ha cambiato. E poi ho preso anche un altro set di pennelli, 6,50 €, ci sono 5 pennelli di varie dimensioni. Siccome ne ho un altro di set uguale a casa, ieri ne avevo preso uno, oggi ho detto sai cosa c'è, ne prendo un altro che potrebbe tornarmi utile. Vedo che laggiù c'è un po' di traffico. Vabbè, adesso mi dirigo, ce l'ho già a cintura, vado verso il supermercato AEO e vado a comprare quello che mi manca, perché ieri mi sono dimenticata delle cosine. Ci sono 2 o 3 funghi porcini. Ma che belli questi piccoli, questo piccolino, anche questi 2 funghetti. Io ho combinato questa cosa qua, c'è un misto di alternati, patate, peperoni, salsiccia, zucchine. Questo formaggio sopra, adesso quasi quasi, no, forse è meglio no, lascio così e metto in forno, però non so a quanto. Comunque questo dovrebbe essere il pranzo di oggi. Ne ho preparati altri 2 più piccolini, ce n'è uno, questo ha un po' più di salsiccia, questo ha solo 2 pezzi, ma vabbè, non importa, comunque dopo cuocerò anche questi. E intanto invece sta cuocendo questo, che buono.
fatto? Eh? Perché stai là a guardare? Una maniera di parcheggiare? Non stai prendendo? Ma nulla. Non ti ricarichi. Pupi, cosa stai facendo? E che stanco. Ciao. Aggiornamento. Qui mio papà alla fine ha deciso di fare in questo modo perché sennò l'acqua si portava via ogni volta mezza roba. E quindi ha fatto fino a qua, almeno questa stradina. Io, fosse stato per me, avrei fatto tutta una gettata di cemento, tutta una bella gettata di cemento anche qua dietro, in modo da essere tranquilli e fare in fretta anche a pulire. Ehi, Arthur! Ciao, piccolo
Arthur! La mia Arthur, Silvano. Ah, e Leonessa non c'è? Ciao Leonessa! Ciao bellissima! Ciao! Bella gnocca! Bella! Silvano, 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 qua, Silvio, Silvano, 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 ah, eccola di ritorno, ciao principessa, dai, Leonessa, ciao, veloce vecchietta, veloce, brava. Ciao Leonessa! Bella! Che non è che ci sia tutto questo gran caldo, ma veramente. Oh, qui l'estate non esiste. Troppo freddo. Davvero troppo freddo. Cioè, ho le mani fredde. Che brosa. Oggi non è una gran giornata, però vorrei concludere il vlog. Il primo vlog di settembre, che in realtà non è stato registrato in settembre, però questi sono dettagli, lo sapete che io faccio uscire tutti i video in ritardo, quindi ci sta. È stranissimo il tempo, stamattina c'era il sole, poi ha fatto brutto, tanto brutto, pioggia, vento, ma pioggia forte proprio. Adesso è ventilato, nuvoloso, ma da quella parte c'è il cielo sereno. Ma va bene, ormai lo sapete, e qua il meteo è molto variabile, veramente estremamente variabile. Anzi, cioè, in realtà era stato previsto questo tempo, quindi ci sta. Però proprio cambia da un estremo all'altro. Cioè, potrebbe uscire il sole adesso, tranquillamente. Vabbè, io mi sarei aspettata proprio brutto, pioggia costante, invece no. Beh, comunque devo chiudere questo video. Oggi mi sono alzata con... Già ieri sera avevo iniziato ad avere molto mal di testa e oggi mi sono alzata con mal di testa. Allucinante. E adesso ho la testa pesante, un po' di mal di testa, ma più che altro pesantezza. Ieri avevo una tensione a tutta la parte destra della faccia. Ogni tanto durante l'anno mi capitano questi episodi dove mi prende una metà della faccia e vabbè, ormai so che è così. Ma comunque che tempo strano. Ma mi dà fastidio guardare le nuvole perché sono talmente luminose. Mamma mia. Vabbè, vi ringrazio per essere stati anche in questo primo video di settembre. Adesso magari ne inizio già un altro. E vi farò presto vedere gli aggiornamenti sulla casa. Abbiate pazienza, se non questa settimana, ma penso già questa settimana, insomma, inizierete a vedere qualcosa, vi farò vedere qualcosa nel corso dei video. Sta uscendo il sole,
Cioè, non ci posso credere. Ci vediamo domani, sempre ore 14, qui su YouTube. Ciao! Ve l'avevo detto che stava uscendo il sole. Cioè, che tempo, che tempo! Ma è stupendo adesso, si sta benissimo. A domani.